Salute e protezione civile sono i primi due accordi siglati dalle regioni Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Carinzia, i cui governatori si sono ritrovati oggi a Trieste. Per tutti è fondamentale collaborare e rafforzare i rapporti, in primo luogo sulla sanità e sul diritto alla cura. Rafforzare la collaborazione trasfrontaliera appunto sul tema della sanità, dell'addestramento e della formazione del personale. Dall'altra lo facciamo sulle politiche appunto non solo dell'emergenza ma anche strutturate della protezione civile. Il Friuli Venezia Giulia ha sicuramente un'esperienza e una storia importanti sulle spalle, ma che mette a disposizione delle altre due regioni. Le tre regioni metteranno in connessione le rispettive centrali operative di protezione civile a Klagenfurt, Palmanova e Venezia Marghera per favorire lo scambio di dati e informazioni per interventi congiunti in caso di necessità. Nel corso dell'incontro sono state gettate anche le basi della futura programmazione incentrata su turismo, cultura e trasporti, di cui si occuperà da subito uno specifico tavolo tecnico. Uno dei punti toccati è anche quello dei porti, progetto che potrebbe coinvolgere in futuro anche la Slovenia e che vede ora l'allontanamento delle grandi navi da Venezia verso Trieste. Mettere in campo gli strumenti giusti e anche le iniziative giuste. C'è una contrarietà rispetto alla piattaforma offshore di Venezia semplicemente perché non crea quelle giuste sinergie, ma qualunque progetto che investa Venezia troverà sicuramente Trieste d'accordo, come anche evidentemente io auspico Capodistria, e quindi quando anche la Slovenia riuscirà a far parte di questo nostro strumento europeo. Si collabora, ripeto, il tema delle grandi navi non è un tema che ha creato la regione Friuli Venezia Giulia, bisogna dirlo fino in fondo. Dall'altro invece la collaborazione a 360 gradi è fondamentale, da parte nostra come governatori c'è disponibilità, poi ricordiamo che abbiamo due autorità portuali con i quali dobbiamo dialogare. L'avevamo promesso, ci sono già i primi risultati, ha evidenziato il presidente Zaia, che ha posto l'accento sulla sua voglia di accorpare le regioni. L'Euroregione senza confini sta prendendo il volo e si fa conoscere attraverso iniziative concrete, ha detto. Io sono per l'accorpamento delle regioni, penso che un ridisegno della logistica istituzionale a livello regionale si rafforzi e potenzi ancora di più l'offerta in materia federalista. La verità è che il governo ancora nicchia nel farlo perché sa che nel momento in cui lo fa rafforza le regioni, non le distrugge.